Non può che esserci una volontà precisa di distruggere l'azienda, di trasporti e probabilmente di privatizzare l'azienda. Invece di risolversi, i problemi del trasporto pubblico veneziano si aggravano, denuncia la CGIL, dove non si accetta che la responsabilità dei disservizi siano addossate sui dipendenti. Per l'ennesima volta in questa tormentata stagione il sindacato interviene per dire che non è un problema di permessi o malattie, i dipendenti sono semplicemente troppo pochi. Noi siamo in un sottorganico di circa 60 unità per quanto riguarda la navigazione, non sono stati assunti gli stagionali, quindi noi abbiamo meno servizio del servizio invernale e noi abbiamo giornalmente code a Rialto, a Burano, a Punta Sabbioni, in Motozattera, in linea 31, a San Marco, alla Pietà, continue code. Se questa è la risposta trasportistica che la città di Venezia riesce a dare al turismo e alla ripresa, è chiaro che è una città incapace di rispondere a quella domanda e c'è una precisa volontà. A giudicare almeno da ciò che si vede per strada, la situazione a Venezia sta lentamente tornando a livelli prepandemici. Fondamenta e calli sono percorse da flussi turistici sostenuti e ci sarebbero state le condizioni per tornare alla normalità anche nel trasporto pubblico. Un'azienda che prevede nel bilancio preventivo di raggiungere il 60% degli introiti del 2019, non avendo introitato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, non poteva che prevedere di raggiungere almeno l'80% degli introiti nel periodo estivo. Per raggiungere l'80% degli introiti nel periodo estivo chiaramente non potevi programmare di avere questi servizi, questa quantità di personale. Quindi se tu hai programmato quella quantità di introiti con questi servizi o sei un incapace o c'è una volontà precisa.